Si schianta con la moto e perde la vita a soli 54 anni. È questo il drammatico bilancio dell'incidente autonomo avvenuto nelle scorse ore sull'autostrada A28. La tragedia si è consumata al chilometro 13 nel tratto compreso tra Cimpello e Azzano Decimo in direzione Conegliano. L'uomo di origine polacca stava viaggiando insieme a un gruppo di connazionali in sella alla sua Harley Davidson quando all'improvviso ha perso il controllo del mezzo finendo fuori strada. I compagni che hanno assistito alla scena hanno lanciato immediatamente l'allarme ai soccorritori. Dei primi rilievi effettuati dagli agenti della polizia stradale non risulterebbero coinvolti altri veicoli nell'incidente. Tra le ipotesi più accreditate c'è infatti quella di un malore improvviso che potrebbe aver colto il Centauro mentre si trovava alla guida. Sul posto sono intervenuti tempestivamente i sanitari del 118, ma a nulla sono valsi i tentativi di salvataggio. L'uomo si è spento all'arrivo all'ospedale di Pordenone a causa delle gravi ferite riportate dal violento impatto. Sul posto era stato assistito anche dall'equipe dell'elisoccorso regionale, ma la gravità delle sue condizioni non aveva consentito il trasporto al nosocomio in volo. Le operazioni di soccorso e i successivi rilievi per ricostruire l'esatta dinamica della tragedia hanno provocato inevitabili rallentamenti alla circolazione stradale lungo il tratto interessato.